La Mediterranea Serramenti Pallavolo di Aragona continua la sua cavalcata trionfale nel campionato di Serie D, conquistando la quinta vittoria consecutiva a Palermo contro la Pomaralva con un incredibile 3-2. È stata una partita giocata con grinta e cuore per mantenere la vetta, una sfida condizionata però da un ritardo nell'inizio del gioco e da un impianto particolarmente freddo. Le giocatrici hanno dato prova di grande carattere e determinazione, mantenendo il primato in classifica e l'imbattibilità stagionale. La Mediterranea Serramenti torna a casa con una bella vittoria che la pone in testa al campionato. Sì, una vittoria memorabile perché eravamo arrivati a Palermo e abbiamo trovato un freddo cane e poi abbiamo giocato in un pallone tensostatico che purtroppo le nostre ragazze ne hanno sofferto. Poi c'era pure un altro fattore, quello dell'attesa, c'era una partita in corso, abbiamo aspettato la fine di questa partita, è finita pure 3-2, quindi immaginate voi cosa significava per le ragazze stare due ore al ghiaccio. Però siamo soddisfatti. Stavamo sotto per 2-1, anche se i primi due set sono state due battaglie. Il primo set perso ai vantaggi 27-25 e poi ci siamo imposti per 26-24. Nel terzo set c'è stato un crollo proprio verticale delle nostre ragazze, però il quarto e il quinto set Francesca Cusumano è salita in cattedra, ha preso per mano le nostre ragazze e ha portato la nostra Mediterranea Serramenti alla vittoria. Prossimo appuntamento? Sabato prossimo alle 17 giochiamo in casa con il Volley 2000 di Palermo e speriamo di continuare questa scia che voglio ricordare a chi non è informato, ancora noi siamo imbattuti, quindi da 5 partite, 5 vittorie e quindi vogliamo mantenere questa imbattibilità di campionato. Simone, una bella vittoria conquistata che vi porta in testa al campionato. Sì, siamo molto contente per questa vittoria, ci voleva, aspettavamo dall'inizio del campionato questa partita, è stata una vittoria tosta, le avversarie erano state brave ma il palazzetto era molto freddo e questo ci ha penalizzato molto contro le avversarie. Infatti la nostra prestazione non è stata eccellente, non siamo state brave come lo siamo di solito, siamo state molto disordinate ed eravamo molto fredde, i nostri muscoli hanno fatto fatica a riscaldarsi per poter dare il massimo nella partita. E siamo molto contente della vittoria, sono molto contenta che comunque siamo riuscite a portarcela a casa e del lavoro che stiamo facendo. Ci voleva, ora siamo in vetta alla classifica e comunque continuiamo a lavorare sodo per mantenere questa vetta.